e 22 novembre siamo a Venezia presso la sede della direzione dell'INAIL Veneto con il direttore Antonio Trafficante e dell'INAIL Veneto, il direttore, e il direttore di Conservizi Veneto, il dottor Nicola Mazzoneto. Ecco, stavate parlando di un'ipotesi di collaborazione nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale delle imprese. Certamente, questi sono i principi ai quali noi ispiriamo anche la nostra mission, quindi io ringrazio il dottor Mazzonetto, la Conservizi in generale per aver pensato appunto ad un protocollo da svilupparsi con l'INAIL, perché ci sono le basi, i principi sono comuni. Quando si parla di responsabilità sociale di impresa si parla soprattutto di impresa sicura e quindi su questa base noi possiamo sviluppare dei progetti di prevenzione nei confronti delle aziende che fanno capo a Conservizi, prevenzione ai vari livelli, penso a sistemi di gestione della sicurezza, penso a attività formative. Naturalmente la formazione, l'informazione e lo sviluppo di questi sistemi non sono un costo per le aziende, ma sono anche delle grandi opportunità di sviluppo, perché insomma, attraverso questi sistemi si migliora la qualità dei processi e quindi si migliora la qualità dei servizi. Nell'incontro odierno con la direzione regionale dell'INAIL credo che andiamo a sottolineare l'impegno delle nostre aziende pubbliche che vogliono essere delle aziende sia nel territorio ma in un territorio che si sviluppa in modo sostenibile e responsabile. Non si può parlare di responsabilità senza non tenere presente la sicurezza dei lavoratori in primis e delle città. I nostri servizi sono rivolti ai cittadini e alle città e credo che una buona formazione dei lavoratori delle nostre aziende servano sia all'interno delle società per abbattere la parte degli infortuni ed abbattere gli infortuni che succedono nelle città quando si lavora oppure quando ci si muove in macchina o in bicicletta o nelle strade tutti i giorni. È un impegno che ci stiamo dando in modo concreto, quindi non sarà soltanto un protocollo d'intesa di una scatola vuota, ma qualche cosa di operativo che andrà dalla formazione ai finanziamenti di interventi strutturali nelle aziende e nelle città. Ecco, e per concludere, dietro dei due direttori vediamo due caschi, uno giallo e uno bianco. Adesso, così, anche come momento così curioso, se possiamo prenderli i due caschi, visto che siete in due, e magari proviamo a far vedere come si usa il casco, voi che siete i direttori regionali. Ecco il casco bianco, che è il casco che viene usato a che scopo, direttore? Beh, insomma, sicuramente il casco lo indosso così, solo diciamo a livello dimostrativo, però sicuramente il casco è... bianco perché? Bianco è semplicemente perché lo rende visibile e quindi è uno strumento di prevenzione, un dispositivo di sicurezza, va utilizzato tutte le volte che ci si trova di fronte a situazioni di pericolo, quindi nei cantieri. Spesso si sottovaluta l'importanza dell'uso del casco, invece attraverso la formazione, attraverso diciamo, la formazione che noi facciamo vogliamo anche diffondere questa cultura della sicurezza che significa anche avere attenzione alla propria salute, perché un gesto che può sembrare banale può salvare la vita. Ecco, e quindi bianco e giallo, che sono due colori evidenti. Il direttore Mazzonetto ha il casco giallo invece? Ma perché in Veneto c'è anche molta nebbia, quindi il giallo sicuramente è un colore che è visibile nei momenti di minore lucidità e di giornate più buie, e quindi è importante che
ci sia sempre nelle 24 ore, quando c'è l'impegno nel lavoro, di avere gli strumenti adatti e anche con i colori adatti, e a volte non si conoscono perché non si ha una formazione adeguata. Credo che in questo momento il casco che veramente noi indossiamo assieme alla direzione regionale dell'INAIL sia quello del nostro impegno di dare la maggiore diffusione a queste sensibilità nelle aziende, agli imprenditori e ai lavoratori. Ecco, e dal bellissimo scenario di Venezia, di fronte alla stazione di Santa Lucia, siamo di fronte alla chiesa degli Scalzi, e al ponte degli Scalzi, Servizi Veneto vi augura buona sicurezza.